Signore e signori, benvenuti in questo nuovo video e siamo in una situazione di parità. Le prossime ultime due partite saranno decisive. Ricordo che si aggiudicherà il titolo chi arriverà per primo a 7 punti e mezzo. Siamo 6-6, quindi è importantissimo. Vediamoci la partita di oggi, che è stata criticata da molti come una delle peggiori partite in un match per la finale mondiale di scacchi. Sembra che alla scacchiera ci siano due ubriachi e se andremo a vedere le analisi che fornirà il motore di chess.com sarà ricca di punti di domanda, doppi punti di domanda, vittorie mancate ancora dall'altra parte. E tenete ben d'occhio qui la barra laterale, che è la barra che indica il vantaggio del bianco e del nero, che la vedrete una volta tutta bianca, la mossa dopo tutta nera, la mossa dopo ancora tutta bianca. Ora, io non me la sento di criticare due giocatori che hanno 1000 punti in più di me. È difficile sicuramente spiegare la motivazione di alcune scelte, sei sotto pressione, eccetera. E devo dire che è una partita strana, anomala, e nelle complicazioni anche dei giocatori molto esperti possono sbagliare. Abbiamo visto nelle partite precedenti precisione pari al 100%, in questa la precisione penso che sia pari a... ho paura di saperlo. 88% e 78%, pensavo peggio. 78% però non è un tipo di precisione da campione del mondo. Andiamo a vedere com'è andata questa partita, sarei curioso di sapere dove sono gli strafalcioni. Allora, qui siamo in una posizione molto tranquilla, in stile sistema colle, probabilmente C3, D4 e 3, l'idea di giocare, cavallo D2 tipica. E a questo punto probabilmente il pedone andrà in C3, alfiere D2, arrocco corto, un gioco molto solido e tranquillo da parte di Ding, che stranamente ha bisogno di una vittoria, quindi mi ha sicuramente sorpreso un'apertura così solida e tranquilla, proprio perché già a mossa 5 il computer dà 0.00. Generalmente il bianco deve cercare, no, magari di aumentare il proprio vantaggio. Donna C7, anche questa mossa è una mossa di sorpresa. Allora devo dire che contro i sistemi colli eccetera, Donna C7 è una mossa che si fa insieme a cavallo C6 eccetera, ed è una mossa che solitamente si fa anche preventivamente per evitare un alfiere F4, ma dato che ora qui c'è il cavallo in D2 e non in C3, forse può essere quasi prematura. Fatto sta che Donna C7 prima o poi andava fatta, quindi è strano, no? Solitamente vediamo sviluppati prima i cavalli che la regina. Pedone C3 e alfiere D7. Già qui una prima imprecisione, se vogliamo, no? Perché cosa c'è di male ora nel giocare un cavallo C6 o un alfiere G4 subito? Alfiere D7 è strana. Alfiere D7 è la terza scelta del motore e come vedi fa salire il vantaggio del bianco. È una mossa strana anche perché qualche mossa dopo, vado avanti, questo alfiere va in G4. Dunque si poteva forse giocare subito questo alfiere in G4 risparmiando tempo, e invece si è scelto di giocare prima alfiere D7 e poi alfiere G4. Torre N1 e 6 e abbiamo una struttura Carlsbad a colori invertiti. Ora il bianco ha questa catena di pedoni che indica di attaccare di qui e non c'era alcun dubbio per il bianco di attaccare in questa posizione. Il nero invece dovrebbe cercare di contrattaccare sull'ala di donna. Cavallo F1 per rimanovrare questo cavallo in E3 o in G3, quindi iniziare ad accumulare i pezzi sull'ala in cui bisogna attaccare. All'interno del videocorso Attacco Creativo realizzato dal Gran Maestro Andrea Stella, che trovate sull'Academy, lui spiega proprio le varie fasi, cioè come si costruisce e come si crea un attacco dal nulla, e una delle prime fasi è quella dell'accumulo. Anche se non ho magari un piano preciso, però inizio ad accumulare i miei pezzi in quella direzione. Alfiere D6, alfiere G5, e ora qui è interessante, c'è una possibilità di arrocco lungo, c'è una possibilità di arrocco corto o c'è una possibilità di togliere questo cavallo, perché attenzione che se qui il bianco cattura, dopo qui c'è una brutta struttura di pedoni, l'arrocco corto eventualmente compromesso, quindi potrebbe essere interessante un arrocco lungo, così se mi catturi è vero che mi rovini la struttura ma mi apri la colonna G dove ti posso attaccare, e qui Nepo ci sorprende tutti con arrocco corto. E dopo arrocco corto io non ci penso su un attimo, ma catturo. Ora è vero che la struttura dell'arrocco è stata compromessa, ma è anche vero che questo grumo di pedoni è molto forte. Guarda come
controlla alla perfezione queste case e in particolare il cavallo. Ora, il piano di gioco qual è? Sicuramente non quello di cercare di spingere questo pedone, ma di spingere questo, perché devi ricordarti che quando hai un gruppo di pedoni doppiati dovresti sempre spingere il pedone più avanti. Arriva cavallo G3, ma ripetiamo che questi pedoni controllano alla perfezione queste case per i salti di cavallo. F5 arriva la spinta del pedone doppiato, H3 per interrogare l'alfiere che viene cambiato sul cavallo e arriva cavallo in E7. Cavallo in E7 è stata una mossa di profilassi, poiché su una mossa qualsiasi, non so, tipo Re H8 con l'idea di fare questa manovra di attaccare, ci poteva essere il sacrificio su F5 e dopo questa situazione c'è un attacco di matto, possibilità di attaccare qui, insomma, secondo me la situazione è bellissima. Dopo un F6 per cercare di tenere in questo modo poteva arrivare magari un arrivo di torre in sesto, insomma non era gradita come situazione, ma torniamo alla realtà, quindi cavallo E7 per cercare di tenere anche F5. Cavallo in H5, il cavallo sta per insidiarsi, ci sono possibilità magari di una donna di dare matto in G7 tramite varie manovre, non so, da qui, insomma ci sono varie cose. Re in H8, ora finalmente arriva questa manovra per permettere alla torre di muoversi e qui Ding decide di giocare in maniera ultra aggressiva. Sicuramente cavallo F6 è un ottimo posto per questo cavallo, liberando idee per dare matto, ma Ding cerca qualcosa di più creativo, che è una mossa molto coraggiosa, che è G4. Non si sa se l'apertura della colonna G favorirà più il bianco o il nero. Anzi, adesso Nepo gioca torre, questa mossa che comunque avrebbe voluto fare, adesso ha ancora più senso perché fa leva proprio sull'inchiodatura. Il motivo per cui arriva il Re H1, cavallo G6 e attenzione a questo cavallo che può insidiarsi in H4 dove sarà impossibile da attaccarlo. Immaginati questo cavallo qui, come lo attacchi? In che modo la regina può attaccarlo? È un cavallo lì sospeso, indifeso, ma allo stesso tempo è inattaccabile. E qui arriva il primo errore, imprecisione, chiamiamola come vogliamo, alfiere C2. Guarda come la barra è totalmente scesa. Qui sicuramente bisogna giocare torre G1, anche perché sulla colonna G fra poco si scatenerà l'inferno, mi immagino anche che magari il nero riesca a raddoppiare. Quindi urgeva una mano sulla colonna G, anche perché su una ricattura posso ricatturare magari con la torre, no? Invece alfiere C2, scusami. Cavallo in H4, arriva questa mossa fantastica di Nepo, che attacca la donna, come dicevamo, non ha modi per attaccare il cavallo, poiché queste caselle nere sono tenute. Donna in E3 e arriva torre G6 con l'idea chiara e limpida di raddoppiare i pedoni, possibilità di attacco, di aprire la colonna G. Qui il bianco soffre, qui negli occhi di Nepo c'era già una vittoria, si vedeva già campione del mondo, ma vediamo se è così, è andata così veramente. F4 mossa da punto esclamativo, si attacca ancora la donna che deve spostarsi e a questo punto arriva donna in E7, ancora qui trova tutte le mosse migliori Nepo e dopo torre in A va in E1 arriva donna G5, ancora una volta la mossa migliore, si attacca questo cavallo che è difeso, ma questo cavallo, la particolarità è che questo cavallo non può scappare da nessuna parte, tutte le caselle sono controllate dai pezzi del bianco. D'altronde un cavallo lato sappiamo che ha poca mobilità, l'idea ovviamente è sempre quella di cercare anche il raddoppio. Ora qui arriva la spinta C4 e questo è un altro errorino. Qui dice Ding nella conferenza stampa che ha giocato la mossa C4 con l'idea di spingere C5 e avere così una buona posizione. Si aspettava ovviamente una risposta come torre C8, una risposta di questo tipo, e dopo C5 il bianco avrebbe avuto una buona situazione, ma non ha considerato la mossa folle, se vogliamo, della cattura. Questo pedone si può catturare e attenzione che la donna non può catturare poiché seguirebbe cavallo F3 doppio sulle torri, una mossa, una combinazione piccola, tattica e banale che ha messo però in difficoltà Ding che gioca donna C3.
Forse aveva calcolato anche questa, cercando complicazioni, tuttavia non funziona, perché qui arriva la stupenda B5, 2 punti esclamativi. E la partita prosegue con A4. Si poteva dare qualche scoperta, cercare di creare qualcosa di temibile? Assolutamente no, poiché semplicemente dopo E5 viene chiusa la situazione e buonanotte a tutti. Ovviamente, questa la voglio dire, dopo E5, tac, è vero che c'è la torre sotto, ma è anche vero che mi dai il tuo alfiere per una mia torre e a questo punto comunque prima o poi io mi prenderò anche il cavallo. Quindi alfiere e cavallo per torre. Nel mediogioco è meglio avere 2 pezzi piuttosto che uno. Quindi viene giocata B5. Non viene giocata questa mossa da parte di Ding proprio perché non vuole dare il suo alfiere sulla torre e gioca A4. Ora c'è la possibilità magari di difendere con la 6 oppure qui arriva la bellissima pedone in B4. Donna per C4 e ora arriva il primo grande errore di Nepo, raddoppio. Una mossa che sembra così naturale in realtà ha fatto perdere praticamente tutto il vantaggio. Il motore qui diceva cavallo F3, perché no fare un bel doppio su questi bellissimi pezzi? Probabilmente Nepo aveva calcolato che su cavallo F3 donna C6 arriva l'attacco doppio, qui bisogna calcolare bene come si continua, ovviamente su cattura, scacco, torre G8, questa l'aveva calcolata. La continuazione critica invece era dopo cavallo F3, era vedere cosa succedeva su alfiere G6. Qui non era assolutamente semplice da vedere la continuazione migliore per il nero, che era donna in H4 con minaccia mortale di entrare su H3, re G2 consiglia al motore, cavallo per G1, torre per G1 e qui F per G6 o H per G6. Dice F? Strano, dica F prima di H. Vabbè, va bene, fidiamoci dei motori. Bene, torniamo invece a noi. Qui viene giocata invece raddoppio di torre con mancata possibilità del doppio. Donna C6 e qui arriva un altro grande errore. Ora, non è sempre facile capire tutta la situazione, però qui a questo punto al nostro amico motore piace la cattura della torre, perché dopo questa situazione è vero che il cavallo ancora non riesce a scappare da nessuna parte, ma ci sarebbe donna C6 attaccando l'alfiere. Se l'alfiere si sposta in qualche situazione, supponiamo tipo qui, noi abbiamo la possibilità di giocare secondo il motore D5, che sembra essere devastante. Ora, se il nero provasse a catturare, il cavallo arriverebbe D per E6 e su una mossa di questo tipo, sempre secondo il motore, G per H5 risulta essere devastante. Per esempio una mossa di questo tipo ancora, torre, il re viene scovato e a questo punto donna per E6 c'è possibilità che la donna e la torre creino dei seri danni. Donna F7, torre G1 scacco, il re rimane qui da queste parti, ora c'è donna H6 con attacco doppio, ma credo che anche questo sia un bel attacco doppio. Ovviamente qui non ci si può difendere con la donna perché altrimenti arriva lo scacco e qui deviazione, si perde la donna e alla prossima si perde anche l'alfiere. Casino, insomma, non era semplice, motivo per cui viene giocata donna C6 anziché catturare questa torre. E su questa mossa con 2 punti di domanda, altro errore. Nepo restituisce il favore, sempre secondo il motore, qui era devastante. Cavallo F5 che difende l'alfiere e permette sempre alla donna di fare queste entrate mortali. Ma viene giocata alfiere B8 e qui bisogna sempre ormai ricambiare i favori. Altra vittoria mancata secondo il motore, c'era sempre la possibilità di catturare questa torre. E ora torre H6, un'altra vittoria mancata. Qui il motore ripropone sempre il tema di cavallo F5, donna e entrate mortali. Mamma mia, tanti errori, eppure hanno 23-36 minuti sulla scacchiera. Alfiere in E4, torre in F8, questo è stato un altro importante errore. Ok, qui probabilmente aveva paura di questo pedone F7, però rendere una torre di questo tipo passiva
Tra l'altro, ora a seguito di donna B4 ti attacco anche la torre, probabilmente non è stata la giocata migliore in assoluto. E qui niente, qui praticamente è l'ultimo errore di Nepo e qui Ding riesce a mantenere i nervi saldi. Questa mossa non era precisissima, però da qui in poi la partita si normalizza un pochettino e questo arriva all'ultimissimo errore di Nepo, che poteva provare a giocare in maniera solida, ma qui decide di aprire la posizione con F5 e come puoi vedere la barra sale a più 9,76 per il bianco, lasciando debole questo pedone in E6. Qui il motore che cosa consigliava? Una normalissima alfiere di 6, una normalissima donna G5, qui cercando di forzare la posizione, ma cade E6 ed è un casino. Qui sacrificio di qualità, ma questo pedone, questa torre sono molto forti ed è su questa mossa che Nepo abbandona. Perché abbandona? Perché ora ci sono varie minacce, c'è la minaccia potentissima di alfiere di 5, attacchi di scoperta, ma soprattutto scacchi di scoperta. Per esempio, dopo, non so, una mossa qualsiasi, supponiamo che qui il nero voglia giocare donna H4 per tenere il punto di promozione, alfiere di 5 con l'idea di fare scacchi di scoperta, e se la torre, se la donna magari cattura, ok? Ah no, aspetta, qui se cattura c'è subito la ricattura. Non supponiamo che giochi una mossa di questo tipo per tenere sempre la casa di promozione, arriva direttamente lo scaccomatto, poiché alfiere e donna cooperano perfettamente sulle case bianche e su quelle nere e la torre è arrivata qui ed è doppio scacco, quindi il nero non può fare assolutamente nulla. Partita piena di precisioni, piena di colpi di scena, è stata molto molto complessa, partita complessa, forse è il modo migliore per definirla. Chissà cosa vedremo nelle prossime partite, nella partita di domani, e se ci sarà una patta, se ci sarà qualcuno che cercherà di allungarsi, chi lo sa, lo scopriremo presto. Rimanete qui su Mattoscacco per sapere gli aggiornamenti. A presto!